Carissime amiche e carissimi amici, ci troviamo al Museo del Calcio Siciliano di Nino Doni a San Pierniceto e c'è presente un pezzo di storia gloriosa del calcio a San Pierniceto. Ci sono i rappresentanti della San Pietrese. Abbiamo qua il presidente storico Biagio Anastasi con la nipotina, Giovannino Camuglia che per 2 anni ha giocato nella San Pietrese e una colonna dell'allora San Pietrese, Franco Grimaldi. Nino Doni, questa è storia, possiamo dire. E come storia la San Pietrese, specialmente del Biagio Anastasi, che fu mai da solo a essi chiamava essi, come alla San Pietrese. E ha tante belle soddisfazioni. Ho giocato pure io nella San Pietrese. Tu hai fatto tutte le 3 squadre San Pierniceto? Sì, tu le hai provate tutte? San Pierniceto e San Perché Pierniceto. all'epoca il calcio era molto più sentito e c'erano 3 squadre. 3 squadre c'erano. Presidente Biagio Anastasi, com'è nata l'idea della San Pietrese? La San Pietrese è stato il frutto di una disgrazia, diciamo un po', perché per Ripicca si è costituita questa società che poi ha avuto le sue belle soddisfazioni. Io colgo l'occasione per ringraziare tantissimo Nino Donia, perché è una grande persona, non solo come calciatore ma anche come persona. La sensibilità che ha avuto, nessuno di noi è riuscito mai a raccogliere questi cimeli antichi e ci ha fatto tornare indietro di tanti anni. È bello vederci quando eravamo giovani. Faccio ancora tanti complimenti e auguri, spero che questo museo rimanga nella storia di San Pierniceto. E che si sta allargando sempre di più. Perché si sta allargando sempre di più. Abbiamo anche dei cimeli che avete portato. Biagio, che hai? È una divisa della San Pietrese e l'anno della Costituzione della nostra società, cioè nel 1976, che consegna a Nino, che la conserva sicuramente meglio di come fino a questo momento l'abbiamo conservata. Qua lo spazio, come vedete. No, un ruolo. Allora, quindi, Giovannino, tu cosa hai portato? Una tuta sempre? Una tuta... Ah no, non lo dici. Gliela diamo a Nino Doni. Però, voglio dire, è sempre della San Pietrese, storia. Fine anni 70, fine anni 70. Mentre Franco Grimaldi ha una divisa. Allora, io qua consegno i colori veramente ufficiali della San Pietresi, erano il giallo e il nero. Questa noi l'abbiamo creata, io essendo anche tifoso milanista, ho creato la seconda maglia a strisce rossonere, che consegno a Nino Donia, che sicuramente ne farà buon uso e la custodirà, speriamo, in eterno. È durata più di 40 anni sta maglia, penso evidentemente era stata fatta di ottima fattura, una maglia di ottima fattura, con lo sponsor Olio la Certo. buonanima di Carmelo Certo, che ci ha donato questa muta di magliette alla San Pietrese. Grazie Franco per quest'esimo cose. Consegno a Nino Donia. Grazie. Mentre la nipotina che ha portato? Il gagliardetto della San Pietrese, Col stemma del comune lo stemma del comune e tutto. e l'anno di fondazione, 1976. Gliela consegna Mariuzza. Bravo. Voglio ricordare in questa occasione, se posso, Tutto voi. intanto Pietro Pollicino, che purtroppo non c'è più, e poi Pietro Vita, inteso Pistone, che è stato un validissimo collaboratore, e tutti i calciatori che hanno fatto parte della nostra società. Grazie a tutti voi, ma soprattutto a Nino Donia per quello che ci ha regalato. Parliamo un po', quanto è durata la San Pietrese? Ma io non me lo ricordo più, ma tantissimi anni. Poi dopo tanto tempo il campo non c'è stato più e perciò abbiamo smesso. L'hanno presa un po' di anni Antonio Cicero e il suo cognato e poi per mancanza di campo è finita anche la San Pietrese come tutte le altre squadre. Peccato. Quasi 20 anni di Speriamo di riattivare il campo sportivo. Lanciamo un appello, visto che ora il campo è stato completato, di far tornare il calcio a San Pierniceto. Sì. Lanciamo un appello, chi sa qualcuno, perché il campo manca solo qualche cavillo burocratico e di nuovo agibile. Quindi Ci auguriamo che tanti giovani e gente volenterosa e sportiva possa riprendere ciò che abbiamo lasciato negli anni scorsi. magari San Pietrese 3.0, perché c'è stata la San Pietrese del Biagio, poi quella di Antonio Cicero, Pietro Catanese e Francesco Ruggeri. Ma una volta E ora Vediamo San Pietrese allora 3.0. speriamo, chissà. San Pietrese o qualunque altra Anche se i squadra, non ha giovani importanza. hanno L'importante è altre- che sia rappresentato sportivamente San San Pierniceto. Pierniceto. Sarebbe Quindi veramente. Antonio può incrementare i rivolti. Grazie a tutti.
Giovannino, quei anni, ti ricordi gli anni che hai giocato nella San Ho Pietrese? giocato nell'anno 82, 83 e 83, 84. E mi ricordo, Giocava Ida Stoppri no, e io al libro. abbiamo perso 6 partite di seguito, E poi stavamo facendo una poi giocavo Stopper io e Ninoddoni e Libero, abbiamo vinto 12, 13, 15 partite di seguito, non mi ricordo quante. Gli allenatori di 6 quegli partite anni? di seguito. E giocavamo a Venetico, era la prima in classifica, abbiamo vinto 4 a 0, 4 a 0, Stopper io e Ninoddoni e Libero. Il libro di una volta non c'è più. Eh, Franco, invece tu? Allora, io calcisticamente sono cresciuto nel San Pianiceto, ho fatto tutto il settore giovanile nel San Pianiceto, poi ho esordito grazie all'allenatore Salvatore Camuglia in terza categoria, avevo meno di 18 anni, mi ricordo anche la partita San Pianiceto, Bastione 4-0, perciò ho giocato, io forse assieme a Ninoddoni e a pochi altri, sì. ho il record che ho giocato in tutte e 3 le squadre di San Pianiceto. Perciò inizio nella San Pietrese nel 1976 e 77, cioè il secondo anno che si è costituita la San Pietrese, e ho giocato sino al 1900, stagione 84-85. Poi il mio presidente mi ha ceduto per un anno in prestito al Giammoro, ho giocato anche nel Giammoro, 85-86 ho giocato nel Giammoro, e poi nell'86-87 vado a giocare nel San Piermarina con allenatore Filippo Gallo. Sì, Filippo. Dopo quella stagione ritorno di nuovo nella San Pietrese dove faccio l'allenatore per 2 anni. Perciò stagione 87-88, poi la San Pietrese si scioglie come neve al sole perché purtroppo C'era troppo caldo, da i questo problemi dalla temperatura. erano tanti e ritorno di nuovo a San Pianiceto. Chiudo il mio cerchio a San Pianiceto facendo l'allenatore per il settore giovanile, ho fatto 4-5 Mi ha allenato. nel San Mi ha allenato. nel settore giovanile del San Pianiceto, e poi dulcis in fondo finisco la stagione di calciatore nella squadra del Luispe di San Pianiceto, nella Libertas. Abbiamo una foto. là. Finisco di giocare là e per 2 anni faccio l'allenatore anche là in quella. Da premettere che ho fatto il capitano della San Pietrese dal 77 sino all'85. Sono stato il capitano onorato della fascia. E poi feci un capitano di Vigilur. No, lo facevo contemporaneamente. Qua ci vorrebbero un premio per la costanza di Franco Rimardo e Biaggi. Ci dovremmo fare qualche premio speciale, qualcosina dobbiamo. Voglio spendere una parola per questo. Parole me ne escono poche, però quando entro in questa stanza, lo dico col cuore, mi scendono le lacrime, mi commuovo, non ce n'è. Lo vedete in questo momento? Non lo so, c'è qualcosa che- Bei ricordi, perché qua questa è storia. Succede a tutti. Non riesco a trovare le parole, però quando entro qua dentro ho sempre lo stesso, anche se sono entrato Un sacco di volte. un sacco di volte. però L'emozione è ogni sempre volta- identica. Però ogni volta che entro il risultato è sempre lo stesso, mi commuovo. Purtroppo sono fatto così. Però vuol dire che vivi con l'emozione, con Sì, tutto il sì, cuore, questo è. sicuramente, sicuramente. E tutto questo grazie A Ninoddoni. a Ninoddoni. Che ci ha Dobbiamo portato dire Franco grazie, Baresi, che ci ha grazie, portato grazie, Schillaci, che ci ha portato Grazie, grazie. Speriamo tanti che- campioni, grandi giocatori del Messina e della storia del calcio degli Speriamo anni che 60, duri sta cosa. 70 fino ad oggi. Anche se qua io Grazie ancora a Ninoddoni e Ma guarda che complimenti piccolo. per quello che ci ha regalato. Prima di chiudere, qualche chicca della San Pietrese che ricordo, qualche partita memorabile che ti è rimasta impressa? Per noi Qualche sono stati- calciatore, vabbè, lasciamo stare i calciatori magari per non far No, torto a qualcuno è nessuno. morto e purtroppo ho dei ricordi di tanti, di tutti i giocatori con i quali c'era un rapporto amichevole, di sincera amicizia che negli anni abbiamo sempre coltivato. Anche degli arbitri mi ricordo, perché qualche volta ho incontrato qualche arbitro e diceva voi eravate quelli che litigavate sempre, per esempio c'era Pietro Vita che litigava spesso con gli arbitri, anch'io. Però l'amicizia è sempre rimasta sacra, come rimarrà indelebile quello che ha fatto Ninoddoni, che è stato un grande campione di storia, di calcio, di tutto, e come persona. Grazie a Nino. Grazie a voi. Volete aggiungere, vuoi aggiungere qualcosina? No, a postissimo, mi fa piacere quello che ha fatto Ninoddoni. Una cosa veramente alla grande. Come Nino. Nino.
Un altro bel tuffo nel passato, nella storia. Parlava, mi commuovevo pure io. Ma tutto, guarda, a me non Ma c'era. io queste cose qua. È No, troppo anche bello, perché non è c'è che- gente che non c'è più, perciò... Certo, affiorano i ricordi. Comunque lasceremo a questi bambini il ricordo della nostra gioventù, così non dimenticano i nonni e tutti i giovani di San Pietro. Va bene? 60 anni di storia. Va bene. No, pure di più. No, per quanto ci riguarda noi, sì, per sì. quanto riguarda noi c'è 60. Un calcio che un calcio non c'è più. No, no, no. All'epoca si vedeva di calcio, si parlava di calcio 7 giorni su 7. Sì, se cominciava a domenica sì, No, se pagavano i soldi qualche volta anche i giocatori per comprarsele tutte, le Io scarpe. quello e che tutto. voglio dire è una cosa. E Nino Donia scendeva a piedi a Giammoro per andare a giocare una partita Allora, tanti anni fa. Io dico soltanto una cosa, che i ragazzi di oggi non sanno quello che noi abbiamo fatto per il calcio e come vivevamo il calcio. Esatto. Tutta un'altra cosa. Perciò quando voi dite ritorna il calcio a San Pianiceto, io... Mi pare un pochino difficile perché i ragazzi di oggi purtroppo hanno altre cose da fare, ci sono i telefonini, ci sono le cose. Ci vogliono campo lerbetta, scarpe Cercano formate, di fare- pallone il campo con le betta. Se sapessero i campi che trovavamo noi, con pietre. Annunziata, sotto Ponte a Ponte Muto, Oh, la torre ricordi. per non parlare di quelli che c'erano a Santa Marina, Santo Pesce, si Sul mare. da zona di Ponente, Sul mare. da zona di Ponente. Se noi giocheremmo oggi con i campi che ci sono oggi, le prestazioni sarebbero diverse. Anche con i palloni, ti ricordo palloni duri. Palloni oggi. Comunque quella vecchia storia ci è servita per la vita. Noi ora siamo anziani, però il calcio ci ha insegnato a vivere socialmente in maniera diversa. Eravamo rispettosi, gridavamo un po', però alla fine ci volevamo tutti Comunque bene. io faccio un appello a tutti gli Va bene. sportivi qua del circondario, se vogliono emozionarsi, che vengano a visitare il museo siciliano di Nino Donia. In Corso Italia a San Pianiceto. Perché veramente è commovente entrare qua dentro, lo ripeto sino alla noia, entrare qua dentro e Commovente, si sì. prova commozione, niente altro. Va bene, grazie Nino ancora. Grazie a voi. Grazie. Grazie a Biagio Anastasi, grazie a Franco Grimaldi Grazie a Nino Donia. e grazie a Giannino Camuglia. Grazie. Alla prossima. Va bene.